3C2. Telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Come ogni giorno siamo in diretta per fornirvi tutti gli andamenti circa l'epidemia di coronavirus nel nostro territorio, le misure che vengono prese, insomma tutti gli aspetti che sono collegati a questa fase così delicata che tutti noi stiamo vivendo. Per cominciare vediamo subito quelli che sono i dati relativi all'andamento dell'epidemia che sono stati comunicati oggi dall'azienda Zero come ormai prassi quotidiana. Allora vediamo insieme. Per quanto riguarda i positivi, il totale complessivo di casi positivi ad oggi nel Veneto è di 17.825. Oggi quindi nelle ultime 24 ore si sono registrati 117 nuovi casi positivi, quelli attualmente positivi sono 8.369. I soggetti in isolamento domiciliare sono 7.661, c'è quindi un dato da sottolineare che è in calo costante, quello dei soggetti in isolamento domiciliare, mentre cresce quello dei negativizzati virologici, ad oggi 8.019 nella regione del Veneto. Per quanto riguarda invece i ricoveri, e anche questo è un dato molto importante, per quanto riguarda i pazienti totali ricoverati negli ospedali del Veneto siamo a 1.042, con un calo di 25 unità per quanto riguarda le persone che sono ricoverate nei reparti di degenza ordinaria, mentre per quanto riguarda le terapie intensive i ricoverati sono 114 con un calo di 6 unità. Il dato infine dei decessi, nelle ultime 24 ore sono morte negli ospedali del Veneto 22 persone. Questi quindi sono i dati relativi appunto all'andamento dell'epidemia appunto nel nostro territorio. Dovremo avere in collegamento Skype ora il dottor Cinquetti, che è il direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Ecco, vedo che si sta collegando, sì, io la vedo nel preview, dottore. Sì, buonasera, se potete alzarmi l'audio in studio perché non ho il ritorno dell'audio del dottore. Non so se ha sentito, dottor Cinquetti, siamo partiti appunto con i dati relativi all'andamento dell'epidemia, quelli che sono stati forniti questa mattina dall'azienda Zero per quanto riguarda la regione, quindi c'è questo dato sostanziale, diciamo, di allentamento di quella che è la pressione sui nostri ospedali. Per quanto riguarda nello specifico l'ULSS 2 della Marca Trevigiana, come siamo, insomma, come giudica lei l'andamento dell'epidemia? L'epidemia sta avendo un andamento decrescente, come in tutta Italia, come in tutta la regione. Noi stiamo registrando, per chi segue i dati giorno per giorno, 10, 15, 20 nuovi casi di positività al virus individuata mediante tampone nella nostra popolazione. I tamponi che eseguiamo sono in numero importante, quindi si tratta di percentuali molto più contenute di quelle che registravamo qualche tempo fa. Questo fa ben sperare per i prossimi giorni e per la fase 2 che tutti aspettiamo con grande ansia. Infatti stiamo tutti aspettando, per quanto insomma l'abbiamo già ribadito più volte in questi giorni, nel nostro territorio una fase 1,5, 1,75 sia insomma già cominciata, nel senso che sono già molte le attività che hanno potuto, soprattutto relative alle grandi industrie, che hanno potuto ricominciare l'attività seppur a ranghi ridotti, con personale ridotto rispetto alla totalità. Comunque qualcosa insomma si sta muovendo, lo testimonia anche per esempio il numero
numero di auto che si stanno vedendo in giro in questi ultimi 2 giorni, insomma, sulle strade. Dal punto di vista sanitario, come ci si sta preparando ad affrontare questa fase che inevitabilmente, insomma, comporta maggiori scambi e maggiori quindi contatti anche tra le persone? Stiamo lavorando a tutti i livelli. Il mio servizio, che esegue per esempio le vaccinazioni a tutti i bambini, vaccinazioni che sono state limitate alla fascia 0-2 anni nel periodo epidemico e anche lì con un forte rallentamento, comunque condotte tutti con ampio distanziamento sociale, con criteri di sicurezza, ci stiamo attrezzando per una ripresa graduale. Stiamo anche pensando per esempio di andare a vaccinare in spazi più importanti. Dobbiamo prendere contatto con la scuola, perché la scuola chiusa potrebbe essere una sede idonea per favorire distanziamento sociale adeguato. Questo sta accadendo anche nelle nostre strutture ambulatoriali e ospedaliere, che non hanno mai smesso di lavorare, ma che certamente si stanno preparando a riprendere e recuperare grandi numeri di persone che hanno una visita anche importante in attesa, una radiografia in attesa. Certamente i casi di urgenza sono stati tutti seguiti con l'impegno di sempre. Mi scusi, non ho capito in che senso quindi le scuole verranno coinvolte in questa fase. Può chiarirci meglio quello che ci aspetterà, insomma, prossimamente, dottore? Stiamo ragionando in questi giorni sul fatto che i nostri ambulatori vaccinali, come in generale tutta l'attività ambulatoriale, non sono dotati di spazi immensi, è evidente questo. Sono ambulatori organizzati per l'ordinario. E il ragionamento che abbiamo fatto con i nostri collaboratori, anche con un confronto regionale, è che gli spazi scolastici potrebbero essere adatti per delle sedute significative, importanti, con grandi numeri di bambini da recuperare o di ragazzi da recuperare alla vaccinazione saltata o un po' rallentata in questo periodo. La scuola ha palestre, ha classi nelle quali, appunto a scuola ferma, il distanziamento sociale per eseguire la vaccinazione potrebbe essere molto interessante. Siamo ai primi elementi di riflessione su questo, ne parleremo con il provveditorato e vedremo la possibilità di fare questa scelta che sarebbe di grande interesse organizzativo e sociale. Un po' se non ero come era accaduto anni fa quando ci fu l'epidemia di meningite in provincia di Treviso, no? Ricordiamo le palestre delle scuole che vennero utilizzate proprio per le vaccinazioni di massa della popolazione. Si potrebbe pensare ad una cosa di questo genere, quindi? Proprio così, lei ha ricordato bene, l'ho vissuta da vicino quell'epidemia, 8 casi, 3 morti. Iniziò il 13 di dicembre, Santa Lucia del 2007, con l'ultimo caso il giorno dell'Epifania del 2008. Da lì fu decisa una grande campagna di vaccinazione che interessò tutti i ragazzi tra i 14 e i 29 anni, era una fascia d'età coinvolta dal fenomeno epidemico e tutti noi ricordiamo questi grandi accessi nelle scuole per eseguire questa campagna di massa vaccinale. Certo, non siamo di fronte a un'organizzazione di questa portata, però qualche cosa di simile lo stiamo pensando. Invece, con una portata non molto diversa, è tutta la campagna che stiamo portando avanti di monitoraggio di persone addette a servizi importanti che condurremo, come forse avrà avuto modo qualcuno di leggere, al Palaverde nelle prossime giornate. Infatti ha anticipato la domanda che stavo per farle, perché ovviamente questa fase 2 che ci prepariamo ad affrontare, comportando ovviamente un ritorno di molte persone sul luogo di lavoro, comporta anche tutta una serie di accertamenti clinici e diagnostici. In che modo quindi vi muoverete, dottor Cinquetti, proprio per testare la popolazione? Quali saranno i vari step che verranno messi in atto? Intanto è in corso da tempo, secondo le indicazioni regionali, c'è una delibera della giunta regionale dedicata a questo,
un piano di monitoraggio del personale sanitario, perché chiaramente il personale sanitario è il primo personale che è stato esposto al rischio epidemico e che quindi va tutelato con test periodici. 10 giorni circa per i gruppi più a rischio, 20 oppure 30 per persone in ambito sanitario meno a rischio. Ma al Palaverde, perché è un grande spazio che ci consente di fare una grande operazione di convocazione di grandi numeri, convocheremo 12-13 mila persone impegnate in servizi di pubblica necessità fondamentali, che non hanno mai smesso di lavorare in questo periodo, che sono quindi rimaste a contatto chiaramente con soggetti di vario genere e che per individuare in qualche modo la circolazione virale in questo contesto possono beneficiare dell'esecuzione di test. Inizieremo il 4 di maggio per concludere il 14-15 maggio. È un'operazione importante, ci stiamo preparando al meglio. Quindi quante persone indicativamente pensate di screenare, diciamo, in questa fase? Questo programma di screening coinvolge dalle 12 alle 14.000 persone. Noi crediamo, facciamo un po' di overbooking perché riteniamo che alcuni vengano molto numerosi, altri un po' meno. Si tratta di tutte le forze dell'ordine, dei dipendenti delle amministrazioni comunali, del volontariato di area sociosanitaria. Stiamo ragionando sulla possibilità di includere gli autisti dei servizi pubblici, anche dei taxi. Dobbiamo prendere accordi e valutare la fattibilità di questa operazione. Sono anche incluse le cassiere degli ospedali. I farmacisti poi vengono specificamente trattati come personale sanitario insieme con i medici di famiglia, con i pediatri di famiglia, con i medici della guardia medica come persone da testare in modo speciale. Ecco, per quanto riguarda invece le altre fasce di lavoratori, quelli che non sono dipendenti del settore pubblico ma del settore privato e che comunque in questi mesi di isolamento hanno continuato a lavorare, anzi magari facendo gli straordinari per assicurarci quei servizi minimi essenziali, pensiamo appunto ai supermercati, alle cassiere dei supermercati, quindi piuttosto che a vari negozi di alimentari che comunque sono rimasti aperti, e persone quindi che hanno avuto molti contatti in questo periodo. Si era parlato di una campagna di tamponi anche per queste persone. Che tempi e che termini sono previsti? Il personale addetto alla catena alimentare, in particolare le cassiere dei supermercati, ma anche altre figure di questo circuito di offerta ai cittadini che sono rimasti attivi in questo periodo, sono inclusi in questo piano di monitoraggio al Palaverde e riceveranno quindi il test in un periodo che va dal 4 di maggio al 14-15 di maggio, poi vedremo se avremo la possibilità di allungare un po'. Quindi già in questa prima fase si allarga anche al privato, insomma ai dipendenti del settore privato. Sì, si allarga in parte anche il mondo del privato, è un'operazione, come dicevo, non semplice, la stiamo preparando cercando di fare del nostro meglio. Certo ci saranno anche altre categorie che chiederanno di entrare, le valuteremo insieme con le loro associazioni per trovare anche la soluzione organizzativa più opportuna. Certo non possiamo pensare di rimanere piantati al Palaverde per un mese, anche per ragioni organizzative evidenti e credo in parte per la ripresa dell'attività sportiva. Per quanto riguarda invece la popolazione generale, dottor Cinquetti, sono moltissimi i cittadini, riceviamo anche tantissime telefonate anche noi qui in redazione di persone che vorrebbero effettuare il tampone, non perché magari presentino i sintomi, ma perché magari hanno a casa delle persone fragili che vorrebbero tutelare o perché si recano a lavorare e quindi temono magari di poter avere, di essere potuti entrare in contatto in questo periodo con il virus. È previsto qualcosa anche per loro? C'è un iter che in futuro potrà in qualche maniera aprire alla campagna di screening anche a queste persone? Perché se ne è sentito molto parlare insomma nelle ultime settimane, ma non si è ben capito insomma come ci si debba regolare. Allora, l'argomento è complesso e agli argomenti complessi non è sempre facile rispondere con una
risposta semplice, sì, no. Cerchiamo di affrontare i temi principali. Tutte le persone che hanno avuto una sintomatologia riconducibile a questa nuova importante malattia sono state poste in isolamento fino a guarigione. Molte di queste hanno eseguito un test su richiesta del medico di famiglia. Abbiamo avuto un periodo con qualche difficoltà legata al mercato internazionale dei reagenti, difficoltà che è andata circa dall'ultima decade di marzo fino alla prima decade di aprile, ma adesso stiamo viaggiando ancora con i nostri 800, 900, 1000 test al giorno. In questo periodo questo quantitativo, specie sul territorio, quindi fuori dall'ospedale, che pure continua ad eseguire test sui soggetti, tra virgolette, con sintomatologia sospetta, in questo periodo su richiesta del medico di famiglia stiamo eseguendo in persone con sintomatologia o contatti significativi di casi sospetti circa 100 test al giorno dedicati a queste persone. Finita o comunque rallentata questa fase epidemica, sarà molto importante dedicarsi alle persone che possono manifestare una sintomatologia riconducibile alla malattia da coronavirus o che possono aver avuto contatti significativi. Queste persone certamente le testeremo con prontezza, le metteremo in isolamento se positivi i loro contatti, ma come dicevo già in questo periodo vediamo un forte rallentamento della positività rispetto ai tamponi eseguiti. La grande maggioranza della popolazione è rimasta e credo rimarrà indenne. Speriamo che in autunno non ci sia una ripresa sostanziale, dipenderà molto dai nostri comportamenti. Ecco, un'ultima domanda, dottor Cinquetti, relativa sempre alla questione appunto degli screening. Abbiamo parlato di tamponi, ma si parla molto anche nell'ultimo periodo di test sierologici, di test rapidi. Vogliamo chiarire esattamente le differenze, insomma, tra un sistema e l'altro, e a chi e come verranno effettuati questi esami diversi? Visto sì, insomma che sembra molto importante per la fase 2 poter utilizzare il più possibile questi strumenti di accertamento, insomma, di eventuale contatto con il virus. Allora, una premessa è che la fase 2 non trova nei test il primo elemento di soluzione. Il primo elemento per gestire bene la fase 2 è il distanziamento sociale, l'utilizzo diffusissimo della mascherina, il costante lavaggio delle mani o l'utilizzo dei guanti o di soluzioni disinfettanti e l'estrema attenzione quando si ha una sintomatologia respiratoria anche minima nel mettersi a casa e attendere il proprio medico di famiglia con le indicazioni che ne conseguono. Poi i test possono essere utili. Andiamo per ordine. L'unico test diagnostico oggi validato è il tampone. Anch'esso non ha una precisione del 100%, ma consente nella gran parte dei casi di definire se il soggetto è infettante o non è infettante, perché questa è la cosa importante. Il tampone non guarisce dalla malattia, il tampone definisce la certezza di infezione e l'infettività nei confronti degli altri, quindi è un test che aiuta per decidere i provvedimenti di sanità pubblica. Sono oggi ampiamente disponibili e anche offerti nel mondo del privato con qualche difficoltà conseguente questi definiti test sierologici rapidi. Sono test immunologici che vanno a cercare in modo qualitativo, cioè presente-assente, la presenza appunto nel sangue capillare attraverso la puntura del dito di anticorpi IgG, quelli della risposta lunga, o IgM, quelli della risposta breve. Sono test che non hanno una assoluta affidabilità diagnostica, sono utili come effettivamente da nostro utilizzo per fiutare la circolazione virale in determinati contesti. Nelle persone che risultano positive anche nei nostri programmi di monitoraggio a questi test va eseguito un tampone che definisce l'infettività o meno della persona. Stiamo parlando di persone asintomatiche,
perché le persone sintomatiche hanno altri percorsi diagnostici più precisi direttamente col tampone. Fra poco avremo certamente a disposizione, qualche settimana, dei test sierologici, quindi capaci di individuare gli anticorpi sul sangue, più precisi, quantitativi, non qualitativi, che dovrebbero definire una soglia di presenza anticorpale oltre la quale il soggetto in qualche modo potrebbe essere considerato protetto, immunizzato. Noi non conosciamo nulla, per ora, o quasi nulla, della durata dell'immunità, però abbiamo buoni motivi di ritenere che per 6-12 mesi il soggetto con presenza di anticorpi significativi neutralizzanti, così si chiamano, e ripeto, fra qualche settimana forse saremo in grado di individuarli, possa avere una piccola patente, un patentino di immunità. Vedremo. Ecco, per capirsi, proprio un flash, dottore, sarà un test quindi sempre che si farà con il prelievo della goccia di sangue, oppure serve un prelievo, diciamo, classico del sangue del paziente? Serve un prelievo classico, come per molte altre virosi. Noi gli anticorpi antirosolia, antimorbillo, antivaricella, antiparotite li troviamo attraverso un prelievo classico, eseguendo un dosaggio quantitativo delle IgG e delle IgM. Il soggetto che presenta le IgG antimorbillo oggi viene considerato protetto se ha un quantitativo di questi anticorpi adeguato. Speriamo di poter dare nel giro di qualche settimana, di qualche mese, risposte simili per questo nuovo, impegnativo e strano virus. Lo speriamo tutti. Dottore, io la ringrazio come sempre per la disponibilità e la chiarezza con il quale ci ha spiegato appunto degli aspetti sull'andamento di questa epidemia e su quello che possiamo fare anche noi con il nostro comportamento individuale, insomma, per cercare di affrontare al meglio questa fase 2 che ci attenderà nelle prossime settimane. Grazie dottor Cinquetti e buon lavoro. Grazie a lei, buonasera a tutti. Grazie, saluti. Allora, a proposito di terapie, noi ora vediamo insieme un servizio che ci ha inviato la nostra redazione di Padova, che è stato realizzato proprio quest'oggi, relativo alla terapia sperimentale con il plasma di persone che sono guarite dal coronavirus, un tipo di test che è stato effettuato su 11 pazienti e i primi risultati sono confortanti. Sentiamo le parole della dottoressa responsabile del centro trasfusionale dell'ospedale di Padova. Per ora devo dire che stanno andando abbastanza bene, non ci sono come ci aspettavamo, d'altra parte i miracoli, perché d'altra parte questa è una malattia completamente nuova e tutto aiuta, assieme ad altre terapie, a uscire dalle fasi più critiche. Però abbiamo avuto dei buoni risultati, per alcuni pazienti ottimi risultati, tanto che sono stati dimessi dalla terapia subintensiva e affidati al reparto di degenza normale. Altri si sono stabilizzati, per alcuni che sono quelli pazienti un pochino più critici stiamo pensando di fare un secondo ciclo di terapia. Una terapia semplice e più storica, spiega la dottoressa De Silvestro. Il sangue viene prelevato da un separatore cellulare che raccoglie il plasma. L'operazione si chiama aferesi, dura circa mezz'ora e richiede 2-3 donatori per paziente. Ci si basa sul presupposto che tutte le persone che guariscono da una malattia infettiva guariscono anche grazie al fatto che il proprio sistema immunitario risponde producendo degli anticorpi. Andando a prelevare il plasma di soggetti che sono guariti da Covid-19, anche questi soggetti contengono anticorpi e questi anticorpi somministrati ai pazienti in fase critica contribuiscono a guarire o comunque a uscire dalle fasi più critiche. A testimonianza di quanto la terapia sia stata ben accettata, il fatto che ad oggi non c'è stato bisogno di cercare donatori, sono stati gli stessi pazienti guariti a chiedere di aderire al programma. Quando si sta male
è anche facile ottenere un'aderenza a un protocollo di studio, pur di studio, perché ovviamente tutto va bene purché si possa guarire. E l'aspetto più interessante, devo dire, è che i donatori non abbiamo dovuto cercarli per nulla, ma hanno aderito loro spontaneamente a questo progetto. Nelle prossime settimane si continuerà a raccogliere e conservare il plasma così da essere pronti a eseguire nuove terapie nella fase della convivenza col virus. Tutti possono donare plasma purché ci sia stata accertata, diciamo, una diagnosi di malattia, anche se è una malattia con pochi sintomi. Ecco, allora avete sentito, quindi ci sono anche delle buone notizie sul fronte della sperimentazione delle cure che arrivano da parte dei ricercatori. Noi quindi abbiamo visto, diciamo, la parte sanitaria di screening relativa all'andamento dell'epidemia nel nostro territorio. Passiamo ora al fronte economico, perché in queste ultime ore è montata la protesta soprattutto di tutti quegli esercenti ed artigiani che sono stati, come dire, messi per ultimi come riapertura rispetto alla fase 2, quindi non il 4 né il 18 di maggio, ma la riapertura per esempio di bar, ristoranti, di tutti i negozi relativi ai servizi alla persona, quindi parrucchiere, estetiste, eccetera, al 1° di giugno. Ovviamente un altro mese e una settimana di chiusura che chiaramente sta mettendo veramente in ginocchio delle categorie già duramente colpite da questa prima fase di lockdown di tutte quelle che sono le loro attività. In molti si stanno organizzando con delle iniziative anche di protesta. Ieri sera abbiamo visto nel corso dei nostri telegiornali, abbiamo documentato le manifestazioni, le varie manifestazioni con l'accensione delle luci dei negozi. Questa mattina in molti hanno consegnato anche le chiavi ai primi cittadini del loro comune, e proprio per parlare di questo ci colleghiamo via Skype con il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato. Ecco, la vedo in collegamento. Buonasera sindaco. Buonasera. Salve, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Allora, anche lei nel suo comune ha avuto delle situazioni molto, molto difficili, come ovviamente in tutti gli altri comuni, ma in tanti sono venuti a bussare alla porta del municipio per manifestare la propria grande preoccupazione, ma anche nelle ultime ore la rabbia per l'ultimo decreto del governo. Sì, c'è una fortissima preoccupazione da parte di artigiani, commercianti, per non parlare quasi di disperazione in molti casi. Sono venuti qua in municipio, ma anche quando li incontro per strada veramente mi manifestano una forte preoccupazione. Abbiamo già anche qualche commerciante che ci ha comunicato che non riaprirà perché non ce la fa, ha già anche chiuso proprio l'attività. Commercianti, addirittura anche un'attività alberghiera ha chiuso. Lunedì hanno anche organizzato una manifestazione dove verranno proprio qui in municipio a fare questa consegna delle chiavi. Noi non possiamo far altro che stare dalla loro parte. Assolutamente bisogna cercare che il governo cerchi di anticipare le aperture. Sono professionisti, sono gente abituata a lavorare in sicurezza, gente che sa bene attuare quelle che sono tutte le normative, quindi potrebbe esserci assolutamente un allargamento delle maglie, delle aperture, un anticipo. È quello che chiediamo come sindaci. Il nostro presidente dell'ANCI, Mario Conte, ha ricevuto l'incarico dagli altri sindaci dei capoluoghi, ma anche da molti miei colleghi. So che deve andare a parlare al governo, speriamo che si ottenga qualcosa. Ecco sindaco, lei ha detto che ci sono già delle attività che hanno chiuso i battenti definitivamente, quindi degli esercenti che hanno deciso di non continuare più ad esercitare, insomma, la loro professione, addirittura un'attività alberghiera, ho capito bene? Sì, un'attività alberghiera abbastanza importante che ha proprio chiuso la partita IVA e altre attività, so di un negozio, di un fiorista, ma anche di un negozio che vende telefonini,
E il problema sono le spese fisse, cioè non è che queste persone in questo periodo non vedono il loro stipendio, sono costretti comunque a sopportare tutte quelle spese fisse, quindi gli affitti, le bollette, e non lavorando, quindi la cosa diventa insostenibile. C'è bisogno di aiuti importanti, perché se si vuole mantenere queste chiusure il governo deve assolutamente trovare gli aiuti per le attività, per i tanti artigiani e commercianti, altrimenti un altro mese di chiusura sarà veramente la fine per tanti. Ecco Sindaco, voi come primi cittadini ovviamente siete la prima interfaccia delle istituzioni rispetto ai cittadini, ed è chiaro naturalmente che a voi vengano in primo luogo a rivolgersi. Che cosa le è capitato di sentire in queste settimane? Tanta rabbia, tanta preoccupazione, tanta disperazione, io lo dico sempre, adesso speriamo che il prima possibile si risolva questo virus, questa malattia, ma questa malattia porta a un'altra malattia, che è la mancanza di serenità da parte di tante persone. Avremo sicuramente dei postumi da questo Covid, dei postumi, e avremo i vari centri di aiuto. Anche qui a Mogliano abbiamo il centro di salute mentale che, ahimè, secondo me vedrà persone aggiungersi alle cure. Noi come amministrazione abbiamo subito agito, nel senso, dopo l'ordinanza che ha fatto Zaia venerdì scorso, sabato 25 abbiamo subito approfittato, recepito l'ordinanza, e lunedì abbiamo aperto il mercato, ad esempio anche per chi vendeva fiori e piante, appunto applicando l'ordinanza del Presidente. E anche infatti abbiamo proprio le immagini, scusi se la interrompo, così magari se la regia le fa vedere, abbiamo proprio le immagini che abbiamo realizzato ieri del mercato di Mogliano, insomma, con le bancarelle che sono finalmente tornate ad animare, seppur naturalmente in misura ridotta rispetto a quello che era il tradizionale grande mercato del lunedì di mattina. Comunque, insomma, si è cominciata a rivedere la piazza animarsi un po'. Prego, sì, Sindaco. Sì, io sono convinto che facendo le cose per bene, in sicurezza, anche qui si vede il mercato recintato con un'unica entrata, un'unica uscita, presenza della polizia locale, della protezione civile, il distanziamento è sempre assicurato, c'è la possibilità di avere la soluzione alcolica per disinfettarsi le mani, la possibilità di avere guanti o mascherina per chi non ce l'ha. Quindi se le cose si fanno in sicurezza, fatte bene, rispettando tutte le normative, si possono fare. Io di questo sono convinto. Io nel mio lavoro, diciamo, prima di diventare sindaco, mi occupavo proprio di sicurezza dei cantieri, e sono convinto che gli artigiani, i professionisti sono preparati a questo. Ecco, dando le indicazioni giuste si riesce a riaprire senza aspettare troppo, perché si rischia veramente che poi la cosa diventa irrisolvibile e che le situazioni si aggravino in maniera pesante dal punto di vista economico. Ecco, la sicurezza, infatti lei ha toccato un punto che sicuramente è di fondamentale importanza in questo momento, proprio perché per gestire la fase 2 bisogna metterci un po' l'impegno tutti quanti nel rispettare scrupolosamente tutte quelle che sono le norme di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale. Li abbiamo ormai, lo sappiamo ormai a memoria, insomma, la mascherina è fondamentale, ed è fondamentale utilizzarla tutti e dappertutto quando si esce di casa, lavarsi spesso le mani, utilizzare i guanti, i gel disinfettanti, rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza, anche perché, e l'ha sottolineato proprio questa mattina nel corso del punto stampa il presidente della regione Zaia, dicendo, insomma, non dobbiamo far passare il messaggio che
è finita, cioè che l'epidemia è finita. Il rischio di ritornare indietro c'è, e se dovesse nuovamente aumentare il numero dei contagi si può anche ritornare a delle chiusure, ed è ovviamente questo che dobbiamo cercare di evitare con tutti i mezzi possibili, altrimenti si rischierebbe di piombare in una crisi dalla quale sarebbe davvero molto molto difficile riuscire a risollevarsi. Certo, serve una grande responsabilità da parte di tutti, cioè dobbiamo convivere, imparare a convivere con questo virus. Anche qui in municipio stiamo facendo proprio un piano di riapertura degli sportelli. Questo virus ci ha anche insegnato che si può usare tanto la tecnologia, no? Stiamo facendo tante riunioni con Skype, ma abbiamo messo tante pratiche che prima il cittadino era costretto a venire in municipio, adesso può farle online. Però comunque stiamo facendo un piano proprio di riapertura in sicurezza, proprio anche per gli operatori, i dipendenti comunali e per i cittadini. Bisognerà convivere per un bel pezzo con questo virus e avere veramente un senso di responsabilità importante, sapere che è sempre fra di noi. Io lo dico sempre, bisogna far finta di essere dei portatori sani e quindi di evitare assolutamente i contatti, evitare il contagio. Questo però non vuol dire assolutamente bloccare tutto e chiudere tutto. Bisogna, ripeto, con le giuste misure di sicurezza convivere e si può comunque operare. Io sono convinto tante attività potrebbero aprire anche oggi in sicurezza e purtroppo invece sono costrette a rimanere chiuse dalla normativa. Ecco, lei parlava all'inizio di questo forte malcontento, insomma, da parte di molti, soprattutto commercianti o piccoli artigiani. È possibile anche che si arrivi a delle manifestazioni eclatanti? Girava voce, non so se sia confermata, lo chiedo a lei sindaco, addirittura di una occupazione del terraglio a Mogliano. Sì, girava anche questa voce. Comprensibile, insomma, che si arrivi anche a questo, perché prima parlavo proprio di disperazione, è comprensibile. Ho sentito anche questa cosa. Da quello che so verranno in municipio a portarmi le chiavi. Noi siamo assolutamente dalla parte degli artigiani e dei commercianti. Bisogna fare qualcosa, non capiamo queste restrizioni, cioè c'è voglia di lavorare, di tornare veramente a essere attivi. Questo ce l'abbiamo nel DNA noi veneti e lo si vuole fare, e io sono convinto lo si può fare anche in sicurezza. Speriamo, insomma, che non si arrivi a manifestazioni eclatanti, ecco. Speriamo poi che le conseguenze di questo malcontento, di questa disperazione non arrivino a gesti anche brutti. Ricordiamo tutti quello che è stata la crisi di qualche anno fa, che ha portato a tanti suicidi anche degli imprenditori. Io sto vivendo questo periodo veramente con ansia, perché anche noi amministratori ci sentiamo un po' addosso questa responsabilità e queste paure, e cerchiamo di far di tutto, insomma, per aiutare. Ahimè, però tante volte chi sta in alto ascolta poco quello che succede dal basso. Ecco, proprio in 20 secondi per chiudere, Sindaco, c'è un messaggio che lei vuole lanciare ai suoi cittadini in questo momento? Sì, ecco, ai miei cittadini di portare pazienza assolutamente, di imparare a convivere con questo virus, e lancio un messaggio anche a chi sta in alto. Insomma, c'è bisogno di certezze, e i nostri cittadini hanno bisogno, e i nostri operatori hanno bisogno di certezze. C'è tanta confusione, non si sa bene neanche quando si riaprirà. E questo porta ancora più incertezza, ancora più paura della situazione. Quindi dobbiamo aver fiducia e speriamo bene, insomma, speriamo che la cosa si risolva in fretta. Grazie, allora Sindaco, la ringrazio per il suo contributo, buona serata e buon lavoro, arrivederci, Grazie, a risentirci. arrivederci, buonasera, Saluti grazie. a lei, grazie. Allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, subito dopo torniamo in diretta per continuare la nostra edizione straordinaria dei telegiornali, a tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Allora proseguiamo con le notizie. Abbiamo visto il forte malcontento, insomma, che c'è in alcune categorie economiche che stanno pagando più di altre la difficoltà di questo momento, e abbiamo sentito dalle parole del primo cittadino di Mogliano, insomma, la disperazione che i sindaci raccolgono da parte dei propri cittadini in queste difficili giornate. Ieri sera ci sono state in varie parti, in varie città della regione, delle manifestazioni di protesta pacifica da parte dei negozianti. Ad alcune hanno partecipato anche i sindaci. Vediamo per esempio a Venezia che cosa è accaduto in piazza San Marco, dove c'era anche il sindaco Luigi Brugnaro. I rintocchi delle campane scandiscono lo scoccare delle 21. In piazza San Marco il sindaco Luigi Brugnaro ascolta in silenzio. Alle sue spalle, sul campanile, è proiettata la scritta "Risorgiamo Italia", slogan di un'iniziativa lanciata da imprenditori della ristorazione che chiedono di poter tornare in attività e che si sta svolgendo contemporaneamente in altre località italiane. Oggi è una giornata di manifestazione silenziosa e legittima che Venezia vuole sposare di tutti i pubblici esercizi, ristoranti, bar, locali pubblici in generale, che sono stati secondo me colpevolmente frustrati ancora nelle loro aspettative legittime di riapertura. Brugnaro indossa un giubbotto della Protezione Civile. Attorno a lui in semicerchio si riconoscono Arrigo Cipriani, storico ristoratore dell'altrettanto storico Harris Bar, Ernesto Pancin, direttore e segretario della EPE, Associazione dei Pubblici Esercizi Veneziani, Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco, e il noto ristoratore Raffaele Alaimo, che gestisce il Gran Caffè e Ristorante Quadri. È nata questa idea da un gruppo di ristoranti importanti, i quali poi hanno detto: ma perché parlare solo di ristoranti, che poi sono delle cose a volte emblematiche che non tutti frequentano, e ci siamo confrontati con Stoppani e abbiamo coinvolto tutta la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Abbiamo passato la fase 1, adesso tocca la fase 2. Speriamo che lo stesso impegno che ci hanno messo per la fase 1 mettano anche per la fase 2. Chiediamo aiuto al governo, chiediamo aiuto a chi deve intervenire, perché questo è il momento di pensare ai cittadini e all'Italia. La manifestazione è nazionale, laddove ha raccolto adesioni, in alcuni casi si è svolta con qualche clamore e polemica in più. A Venezia è stata una manifestazione composta e ristretta, durata una decina di minuti circa. Ecco, un altro aspetto del quale si sta molto discutendo in queste ultime ore è quello della scuola e soprattutto dei bambini e dei ragazzi, perché se in questa fase 2 i genitori torneranno al lavoro, le scuole, l'abbiamo capito, resteranno chiuse. Rimane quindi questo grandissimo problema di molte famiglie di gestire i propri bambini, i figli, anche perché insomma poi si avvicina l'estate, scuole chiuse, centri estivi che al momento non si sa che fine faranno, per cui insomma c'è molta preoccupazione, molta apprensione in tante famiglie. Abbiamo in collegamento Skype l'assessore alla scuola e allo sport del Comune di Treviso, Silvia Nizzetto, reduce da un incontro che si è concluso proprio pochi minuti fa veramente su questo argomento. Buonasera Assessore, grazie per essere qui con noi in collegamento. Allora, avete avuto modo di parlare di questo tema che sicuramente è molto sentito dalle mamme, dai papà, dalle famiglie in queste ore, e riguarda appunto i bambini e i ragazzi. Vuole parlarcene, insomma, con chi vi siete confrontati e soprattutto che cosa è stato deciso? Allora, deciso, diciamo che decidere in questo momento è ancora una parola grande. Diciamo ipotizzato, ecco. Ipotizzato, ecco, è già meglio. Il termine ipotizzato ci sta appieno in periodo di Covid, in cui l'incertezza, voglio dire, è alla quotidianità. Allora diciamo che il mondo scuola sicuramente si sta muovendo come assessorato all'istruzione, avendo in carico i centri estivi. E ovviamente è un'esigenza delle famiglie, questo è indiscutibile ed è oggettivo sotto gli occhi di tutti,
famiglie che sono ovviamente messe sotto pressione ormai insomma, da 2 mesi abbondanti, e quindi devo dire che c'è questa necessità. È anche vero che noi ci stiamo muovendo, oggi appunto abbiamo avuto anche un incontro proprio con molte associazioni proprio per scambiarci anche un po' le idee, il sentore, cosa anche loro stanno cercando di mettere in campo, sempre nella possibilità di farlo. E abbiamo, devo dire, assodato che tutti, dal comune a tutto il mondo che c'è intorno, che opera con il supporto appunto alle famiglie, con i servizi alle famiglie, si è mosso e quindi si è adoperato per cercare di ovviamente ipotizzare qualcosa che per l'estate possa essere ovviamente un ristoro per le famiglie. C'è da dire che ad oggi ovviamente rimane fondamentale il problema della sicurezza e quindi in assenza al momento di linee guida, di un protocollo preciso che però la Regione so che sta elaborando e che quindi ci auguriamo appunto di avere, se non entro la settimana, magari per la prossima settimana, allora in questo caso magari si può anche ragionare sempre se ci sarà anche l'ok che si potranno fare questi centri estivi, perché come bene lei ha appena anticipato, le scuole sappiamo sono state chiuse e ovviamente se ne riparlerà a settembre, però l'amministrazione è ben disposta a mettere in gioco, insomma, nella sua possibilità, voglio dire, spazi e quant'altro. Noi, i nostri centri estivi comunali, li stiamo approntando comunque, proprio perché responsabilmente non vogliamo trovarci impreparati nel momento in cui ci sia un via. La realtà però ad oggi è che al momento stiamo parlando di ipotesi e quindi noi vogliamo far sapere alle famiglie che siamo vicini sicuramente, che c'è tutto un mondo che si sta adoperando per essere pronti, però questo dipenderà sicuramente da quanto richiederà anche il protocollo, perché sappiamo che mettere in campo oggi energie in emergenza Covid prevederà numeri molto ridotti, personale ovviamente invece in aumento, quindi una personale a disposizione maggiore in rapporto ai numeri e quindi questo comporta insomma un impegno non da poco. Però voglio dire e ribadisco, ringrazio anche veramente tutti coloro che oggi appunto abbiamo avuto modo anche con l'assessore al sociale, Gloria Tessarolo appunto di contattare, di scambiarci idee e anche suggerimenti. C'è sicuramente tanta voglia, come sta poi, no? Nell'indole veneta di tornare a lavorare, di tornare a vedere persone, ma soprattutto ad offrire anche servizi, supporto in un momento in cui tutti abbiamo bisogno veramente di trovare sinergia. Quindi direi che questo è il fattore che ci portiamo a casa ad oggi e nei prossimi giorni ci auguriamo di avere appunto quella finestra che si apre sulla quale si possa realmente poi concretizzare quanto magari nel frattempo si è cercato di costruire. È chiaro naturalmente che si è in attesa ovviamente del via libera per poter attivare queste iniziative. È chiaro comunque che pensare per esempio a dei centri estivi così come eravamo abituati a vederli negli anni precedenti è ovviamente impossibile ed impensabile. Per cui diciamo sul piatto tra le varie ipotesi alle quali voi state lavorando quali ci sono, perché è chiaro, no? Lei ne accennava, per esempio piccoli gruppi di bimbi, più maestre o più comunque insomma animatori che possano seguirli. È chiaro comunque che vengono richieste anche delle misure diciamo sanitarie e di protezione in questo periodo che sembrano abbastanza difficilmente applicabili a dei bambini, soprattutto se parliamo di bimbi piccoli in età di asilo o in età di scuola elementare, insomma, o addirittura prescolare se pensiamo ai più piccini da 0 a 3 anni, i bimbi del nido, insomma. Certamente, indubbiamente, infatti è quello che appunto anticipavo prima e mettevo davanti sul piatto. È ovvio che la questione sanitaria è fondamentale nel poter organizzare qualsiasi cosa ad oggi e quindi è proprio da questo che dipenderà anche la possibilità di farli o no, perché quello che verrà richiesto sarà quello che ci dirà in che modo noi potremo affrontare un percorso appunto di centro estivo, che come lei ha appena detto non potrà certamente essere quello a cui eravamo abituati gli anni scorsi. È vero che i bambini hanno questa problematica, qualcuno giustamente anche oggi ha detto come faremo con i piccoli, però è anche pur vero che i piccoli a volte sono molto più ligi anche all'autorità e quindi all'insegnamento educativo di una persona che non
magari ad una fascia, voglio dire, di adolescenti che a volte dicono, beh, insomma, vabbè, chi se ne frega. Quindi non sappiamo, è tutta, diciamo, una partita da giocare, però in sostanza il problema comunque esiste. E quindi è proprio per questo che fin tanto che non vedremo neanche appunto quello che sarà il protocollo, è difficile per noi poter immaginare se siamo pronti. Sulle ipotesi cioè, stiamo paventando tutto, stiamo paventando che ovviamente bisognerà tenere conto che servirà gestire le cose il più possibile, insomma, all'aria aperta, quindi negli spazi aperti, nei giardini e non certo chiusi dentro in un'aula. Però è anche vero che i numeri, appunto, essendo ridotti, sarà da capire come si potranno quindi o turnare, come saranno gestiti. Infatti anche oggi si discuteva per chi magari sarà disposto a lavorare la mattina, a dire io ho sempre fatto magari un servizio per la mattina, un altro che magari dice beh ma io magari pomeriggio. Tante sono le cose, in primis per il comune stesso che ha appunto il centro estivo, quello comunale, ovviamente noi stiamo facendo una sorta di piani, no? A, B, dopo il vestito cercheremo di costruirlo sempre se sarà appunto consentito e possibile rispetto a quelle che saranno le norme di sicurezza. Perché la priorità rimane comunque salvaguardare la salute dei cittadini, degli utenti, in questo caso dei bambini, e tanto quanto anche degli operatori che si troveranno quindi a doverci lavorare, che dovranno sicuramente essere anche preparati, quindi c'è a monte anche un discorso di formazione, a differenza degli anni scorsi in cui magari anche il fatto di coinvolgere i ragazzi, i giovani, quest'anno fa riflettere, quest'anno servirà sicuramente avere anche delle persone che ovviamente avranno anche una certa preparazione per poter fronteggiare e gestire una situazione che è totalmente nuova. È chiaro, perché ci si viene anche ad assumere una responsabilità non da poco in questo caso, per cui magari avere l'animatore che è pure lui un ragazzo, uno studente, magari uno scout, come abbiamo visto negli anni passati, peraltro anche con questi rapporti intergenerazionali che hanno creato delle situazioni molto, molto belle, molto di crescita sia per i grandi che per i piccoli, no? per i ragazzi. È chiaro però che in questa situazione comporta anche tutta una serie di responsabilità che evidentemente non si possono addossare magari ad un ragazzo che magari non ha nemmeno la formazione adeguata per poterlo fare, no? Certamente, indubbiamente, ma anche giustamente gli operatori stessi e chi si prende in carico la responsabilità di farli deve ovviamente essere salvaguardato. Dopo, oggi abbiamo capito tutti che certezze non ne abbiamo e che comunque questo Covid è intorno a noi e quindi non è che nessuno di noi è in grado di garantire che non ci sarà più nessuno che si ammala, che non ci sarà un contagio. Per questo è un dato indiscutibile nel momento in cui ognuno di noi si muove, purtroppo. Però è ovvio che vanno garantite tutta una serie di quel protocollo che vedremo cosa ci dirà, appunto, perché insomma c'è USL, voglio dire, c'è la regione dietro, ci sono tutti i comparti dei sanitari che dovranno vedere e provvedere a decidere quali potranno essere contestate come linee, dopodiché sulla base di quello si capirà anche se si è in grado o no di rispondere a tali esigenze. Certo. Assessore, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, io la ringrazio per questo collegamento e per il lavoro naturalmente che state svolgendo per i bimbi e i ragazzi del comune. Speriamo insomma di risentirci con delle buone notizie per tutti, per le famiglie soprattutto. Sì, grazie coraggio, ancora. Tanto coraggio alle famiglie, forza che uniti in qualche modo speriamo veramente di venirne fuori. Grazie allora Assessore, arrivederci, buona serata a lei. Noi ci fermiamo qui perché è terminato il tempo di questa edizione straordinaria dei nostri notiziari, ma l'informazione su Antenna 3 continua. Tra pochissimo l'appuntamento è con il TG del Veneto. Arrivederci.